Durante la pandemia anche Avis ha dovuto affrontare non pochi problemi, uno legato alla confusione sull'andare a donare, in particolare durante il lockdown, l'altro sulla mancanza di poter comunicare e di avere rapporti diretti per far conoscere l'importanza della donazione anche nelle scuole. Ma nonostante questo, oltre 9.000 cittadini sono diventati donatori. Per fortuna i donatori sono in aumento e tra l'altro siamo contenti perché rispetto anche agli anni precedenti c'è stato un incremento di donatori, forse per l'attenzione che c'è stata nei confronti anche del plasma iperimmune, probabilmente c'è stata una maggior sensibilità, quindi questo è un segnale positivo sicuramente. Quindi sul versante di donatori, dopo appunto un normale ovviamente anche calo, purtroppo non siamo riusciti a riprendere quella crescita che invece dobbiamo assolutamente fare. Quindi c'è un leggero incremento che è significativo, soprattutto devo dire anche di donne, queste un terzo ovviamente sono donne. Ancora però non è sufficiente. Come è urgente risolvere determinati problemi. Per questo Avis si appella ancora alla regione. È che la raccolta associativa pesa molto, cioè Avis fa anche raccolta associativa, non solo ovviamente promuove la donazione e questa incide sempre di più nelle tre province dove viene fatta, Venezia, Padova e Treviso, conta dal 45 al 25%, quindi è un dato molto importante e quindi bisogna che ci sia una maggior sinergia tra coloro i quali fanno la raccolta associativa, pubblico, ospedali, quindi e anche le Avis che la fanno. Bisogna lavorare più a stretto contatto.